E comunque avremo anche modo di fare poi un po' di dibattito e sicuramente qualche domanda dal pubblico sarà utile. Questo qua. Quanti complimenti, grazie. È la tua giornata al complimento. No, perché io tutte le mattine mi sveglio, cerco sempre di dedicare la giornata a qualcosa. Spesso la dedico al complimento. Nel senso che quando esco da casa, tutti quelli che incontro gli faccio un complimento. Provate, bellissimo. Alla gente gli piace proprio. Io ho goduto come un madrillo prima mentre mi faceva tutti questi complimenti. Allora vedi uno e dici, soprattutto più i maschi che le femmine, dici, ma sembra ringiovanito, ma di quanto sei dimagrito? Vedi che va via tutto. Un complimento costa poco e si fa e piace. Chissà, ad Arrigo Cipriani avrei parlato un'ora e mezza. No! Allora, oggi vorrei dedicare questo tempo, questi minuti che avevo insieme, per raccontarvi che cosa bisogna fare. Secondo me, mi è venuto anche in mente, in base alle cose che mi ha detto lui prima, per essere questa roba qua, per essere distratti. Senza la T. Oddio. Ecco, gli americani hanno questi termini, destructive, che tradotto in termini così vorrebbe dire essere distruttivi. In realtà è un termine molto positivo nel gergo di marketing anglosassone, destructive. Forbes ha fatto la classifica l'anno scorso la fa ogni 2 o 3 anni, delle 25 aziende più destructive del mondo. Destructive in termini anglosassoni non vuol dire essere distruttivo, poi lo sei, che ammazzi un po' gli altri concorrenti, ma sostanzialmente vuol dire utilizzare tecniche antimodello facili, che possono venire anche banali, per essere più vicino al cliente e per battere i tuoi concorrenti con una tecnica di vicinanza al tuo cliente, utilizzando le innovazioni, ma in termini molto semplici. C'era un'unica azienda nella classifica di Forbes italiana, potete immaginare qual era, al 23° posto. Quando siamo usciti i miei figli sono corsi da me, siamo nella classifica di Forbes 23°, e io si aspettavano, e io ho detto come solo 23°? In realtà, se analizzate la classifica, vedete il primo posto Uber, secondo posto Airbnb, cioè le aziende che utilizzano un metodo digitale per essere molto più vicini al cliente, e hanno fatto fuori le altre categorie. La prima azienda, diciamo non online, è questa azienda di cui non ricordo il nome, un nome così, di occhiali, che vende anche online, ma soprattutto online, da tanti negozi negli Stati Uniti, è stata bravissima. Oggi bisogna essere questa roba qua, per chi vuole stare sul mercato e vuole fare impresa, altrimenti si muore, non c'è storia. Stiamo vivendo in un momento di cambio epocale del nostro modello sociale, che è un modello sociale che si basa molto semplice, straordinario, un bel modello, si chiama società dei consumi, è stato inventato da noi umani 170 anni fa, nel sud dell'Inghilterra, 1840-1830. In realtà noi eravamo molto impegnati nel Risorgimento, l'abbiamo beccato un pelino dopo. Nasce il mercato, si chiama società dei consumi ed è molto facile perché è imperniato su 3 mosse: posto di lavoro, work, salario, grazie al posto di lavoro becca un salario, e grazie al salario consumo. Facile, un posto di lavoro, becco il salario, consumo. Consumando un po' di più aumentano i posti di lavoro, migliorano i salari, aumentano i consumi, più posti di lavoro, più salari, più consumi. Una spirale fantastica, fantastica, che negli ultimi 160 anni ci ha fatto progredire da pazzi. Pensate che è aumentato di 20 anni la vita media. Si è mai verificato nella storia dell'umanità un incremento di vita media così lungo in così poco tempo. È migliorata anche molto la distribuzione della ricchezza, nel senso che oggi il 20% della popolazione del mondo detiene l'80% del PIL, l'80% del grano, dei soldi, che visto così ci fa ancora arrabbiare molto, perché è giusto. Tuttavia, se andiamo a vedere quando è partito questo modello qua,
lo 0,2% dei cittadini del mondo avevano il 99,9% del PIL, nel senso che ci avevano solo i reali, i regnanti e i nobili che gli stavano intorno, tutti gli altri tiravano campare dal mattino verso sera, così, senza creare il cosiddetto PIL. È un sistema sociale bello, semplice, fantastico, che adesso sembra essersi inceppato un attimo, no? Ci sono 3000 analisi, ma è molto semplice. Abbiamo inventato di nuovo una roba straordinaria, come 1,5 milioni di anni fa, quando inventavamo il fuoco. Vi racconto un attimo questa storia del fuoco, ma ci metto 2 minuti. Mentre ve la racconto cercate di fare una metafora ai tempi nostri. La nuova invenzione, avete capito di quello di cui parlo, l'abbinamento tra intelligenza artificiale e internet, che è una roba che si chiama socio-economia digitale, perché non è solo economia digitale, che ha in questo momento un obiettivo primario: eliminare i posti di lavoro. Che figata! Invento il telepass, fuori dalle valle casellanti, e poi invento i distributori automatici, i benzinai, e poi i magazzini automatici, fuori i magazzinieri, poi software raffinatissimi, via ragionieri, poi servizi online, basta negozi, basta banche. Qual è il problema? È meraviglioso, noi imprenditori godiamo come mandrilli. Pensate che io faccio mercato, adesso sono andati a presentarmi queste casse automatiche elettroniche dove la gente passa, Amazon ne è già aperto uno. Puoi avere la roba dove vuoi, nascosta, dentro la roba, tu passi e la cassa ti becca tutto, ormai non sbaglia più. E noi che goduria, non paghiamo più gli stipendi del cassiere, avanti così. Cosa succede? Che se manteniamo questo modello sociale qua e se andiamo a eliminare i posti di lavoro, non c'è più salari e non c'è più consumi, i robot non consumano. E se non ci sono i consumi, diminuiscono i posti di lavoro. Se diminuiscono i posti di lavoro, diminuiscono i salari, diminuiscono i consumi, e questa spirale che andava in questo verso, a volte sembra stia tornando in questo verso. Questo è il tema. Per cui bisogna cercare di sciogliere questo rebus. Come facciamo ad andare avanti? O cambiamo il modello sociale, possiamo decidere di cambiare il modello sociale. Ci sono delle idee in questo senso, no? Questi giorni ne sentiamo parlare. Per esempio, questo modello sociale si basa sul presupposto che il salario arriva dal lavoro. Ci sono delle proposte dicendo il salario arriverà dal fatto che esisti, non più basato sul lavoro, ma basato sulla cittadinanza. Tu esisti e quindi hai diritto al salario, che è una proposta sulla quale si può ragionare. Significa cambiare il modello sociale, significa che ci sarà un 20%, 25% che lavorerà in futuro, le intelligenze altissime, tutte macchine che fanno delle robe, e l'80% che vive come si viveva nel Medioevo, però che hanno i soldi per consumare un po'. È un tipo di visione. L'altro tipo di visione è che magari, se provassimo a inventarci un modo per ricreare i posti di lavoro, e noi italiani secondo me abbiamo un sacco di chance in questo tempo, in questo momento. E intanto in questo mondo nuovo, se non sei distratto, fai più fatica. Ma io vorrei dimostrarvi all'italiana che per diventare distratti non è che bisogna essere digitali da morire, sapere tutto di quella roba lì. Forse il nostro modo di essere distratti nel mondo è essere più italiani possibili. Forse il modo per essere distratti in Italia, per un romagnolo, è essere più romagnolo possibile. Può darsi che sia questo, secondo me è così, cercherò di spiegarvelo in 10 mosse, perché a me piace risolvere i problemi. Poi magari mi sbaglio sempre di volte, ma se ho un problema, ho un'ora di tempo, 3 minuti per lamentarmi sul problema, 57 minuti dedicati a cercare le soluzioni. Un po' diversa oggi la cifra della narrazione nel nostro paese, no? Abbiamo talmente tanto tempo a lamentarci che poi non abbiamo più il tempo per cercare le soluzioni. Quindi le mie soluzioni sono mettere in atto queste 10 mosse. Non ve lo do, non ve le dico per consigliarvi, per fare come vi pare. A me piace fare queste robe così, ripasso per me stesso, perché mi aiuta. La prima mossa è quella di saper gestire
l'imperfezione. Secondo me è molto importante che ci ricordiamo di essere esseri imperfetti, perché tendiamo a dimenticarcene. Provate a pensare un attimo. Nessuno di noi può decidere quando nascere. C'è qualcuno tra voi che l'ha deciso? Nessuno di noi può decidere dove nascere. Vi sfido a trovare uno tra voi che ha deciso di nascere in Romagna piuttosto che ad Aleppo o a Kabul. Lo dico perché c'è un sacco di gente che se ne dimentica. C'è un sacco di gente che si dimentica che non ha fatto nulla per essere nato qui piuttosto che ad Aleppo. Nessuno di noi decide se saremo piante, animali o umani. Sono tantissime forme di vita su questa terra. Nessuno di noi decide il sesso. Non possiamo decidere di che sesso saremo. Non possiamo decidere l'orientamento sessuale. Non lo possiamo decidere. Non possiamo decidere se nascere sani o malati. Non decidiamo neanche quando moriremo. Pensate quante robe non decidiamo. E spesso ci comportiamo come esseri perfetti, che sembra che abbiamo deciso tutto noi. Ce ne dimentichiamo e ci dimentichiamo di avere dei dubbi, perché quella è la meraviglia di ricordarci che non decidiamo le cose primordiali e essenziali della nostra vita. Quando, dove, di che sesso, di che orientamento. Pensate oggi la differenza fra nascere nel nord del mondo, quel 20% che detiene l'80% del PIL, o nascere nel sud del mondo. Ti cambia la vita. E di questi tempi cambia molto di più, perché questo veniva già sempre. Ma a differenza di una volta, che quelli del sud non vedevano come vivevano quelli del nord. Adesso schiacciano due bottoni, vedono tutto. E magari gli girano anche le balle. Bisogna partire da questo dato che siamo esseri imperfetti. E quindi possiamo solo fare robe imperfette. Possiamo prendere delle grandi decisioni. La vita è fatta di passato e di futuro, che il presente è così. Pensate il mio presente adesso, un attimo fa ho detto delle robe già passato, sto per dirne altre il futuro, presente è una roba inquantificabile. Tonino Guerra diceva sempre, c'è un uomo che camminava dritto e preciso verso il futuro, ma spesso voltando la testa all'indietro. E quando gli chiedono perché, lui risponde, se io non so da dove arrivo, col cavolo che trovo la strada dove andare, no? Il passato e il futuro. C'è delle robe che sono fatalità, che non possiamo decidere. E poi c'è un sacco di decisioni che possiamo prendere. Per esempio la più bella decisione da prendere è di avere dei dubbi. La decisione fantastica. È la decisione che determina il tuo stile di vita. Ma siccome sai che arrivi da questo tipo di perfezione, di non scelte, decidi per le scelte che farai di avere dei dubbi. E quindi tutti i progetti che possiamo fare noi saranno sempre imperfetti. Chi cerca la perfezione va fuori di testa. E non c'è niente di peggio dei perfettini, quelli che sono sicuri che la propria idea sia quella giusta. Avete notato ultimamente quanti ce n'è? Tutti svegli il mattino presto, ti fanno culo così perché devi andare in una direzione piena di dubbi, e te li ritrovi, li riconosci perché loro invece magari si svegliano verso 10:30 o 11, con la loro propria idea di perfezione te la sbattono in faccia, chi da destra, chi da sinistra, chi da sopra, chi da sotto. Ciascuno ha la propria idea di perfezione. Sono sicuri che la propria idea sia quella giusta e quindi da applicare. È classico delle persone anziane, non anziane di età, Si può restare giovani progredendo nell'età come si può essere vecchi da giovani. Li riconosci? Chi è vecchio è quello sicuro. Chi è giovane è quello che ha dei dubbi. Chi è vecchio è facile, li riconoscete al volo. Prendete un pezzo di carta e mentre lui parla fate una stanghetta ogni volta che dice io. Fate una stanghetta. Poi alla fine vedrete se il foglio è pieno di stanghette, quello è vecchio. Saper gestire l'imperfezione è la prima mossa, in assoluto. Partire con questo dubbio, che non vuol dire non impegnarsi, vuol dire impegnarsi a morire, perché tendiamo alla perfezione.
Se voi partite di qua e dite va, c'è l'orizzonte, il mondo, invece io parto, vado là e poi vi trovate, cosa c'è dritto davanti a qua? La Serbia, Croazia, poi pum, beccatene cavoli, guardate l'imperfezione, non c'è la fine del mondo, c'è un'altra roba e poi di nuovo. Gestire l'imperfezione è la prima mossa in assoluto da fare. La seconda, vi possono apparire banali le cose che vi dico, ma se vi appaiono banali vuol dire che ho vinto. È banale dire che nessuno di noi decide dove nascere e quando nascere, però è una roba che tanti si dimenticano. Quindi io dico questa banalità e vedo tante facce attente che dicono, cacchio, ma forse ho ragione. Seconda mossa. La seconda mossa è avere il senso delle priorità e avere capacità di semplificare. Avere il senso delle priorità vuol dire la mattina prima fare la doccia e dopo vestirsi. Perché c'è un sacco di gente che prima si veste e poi fa la doccia. È un casino, perde un sacco di tempo. Poi deve tornare indietro, risvestirsi, asciugare, poi rifare. È sostanziale che tutte le mattine che ci svegliamo, tanto qua siete tutti più o meno della mia razza, qua tantissimi imprenditori, tutte le mattine ci svegliamo, abbiamo 100 robe da fare, perché tutti abbiamo 100 robe da fare, non sappiamo cosa fare prima, è indispensabile scegliere le 10 che possiamo fare, quelle 10 lì. Individuare quelle giuste, priorità, primo, doccia, secondo, mi vesto, è una metafora, sto parlando del lavoro, individuare quelle giuste da fare e farle, in quell'ordine lì, 10, semplificando, avendo la capacità di semplificazione delle problematiche. Quando mi chiedono qual è la caratteristica principale di un grande imprenditore o di un grande manager, io dico sempre la capacità di semplificazione delle problematiche. C'è un problema complesso, il più bravo è quello che capisce subito le 3 mosse da fare per risolverlo, nell'ordine, se no si perde. Io odio le robe complicate, perché secondo me non esistono in natura, niente complicato. Il tema della complicazione è un'invenzione di noi umani per la nostra pigrizia. Quando non vogliamo fare una roba, diciamo che è complicata. Ed è bello, no? È comodo, è complicato, no, faccio cazzo. E invece è tutto abbastanza semplice. Magari non la fai perfetta, perché non la farai perfetta, quella non se ne frega, tanto perfetta non possiamo fare niente. La facciamo imperfetta, più vicino possibile alla perfezione, utilizzando la tecnica di semplificazione dopo aver scelto le priorità, quelle 10 robe che riesco a fare. Terzo, questo per voi vale il triplo. Pensare locale e agire globale. Sostanzialmente il contrario di quello che ci insegnano alle scuole di marketing. Le scuole di marketing, mettate Philip Kotler, le 4P, tutte le menate, e poi alla fine il tema principale è think global, do local. Insieme tu devi pensare globale per agire nel tuo territorio locale, ma con questi pensieri globali. Ecco, stronzata. Noi italiani dobbiamo fare il contrario. Dobbiamo pensare locale e agire globale. Perché? Perché abbiamo avuto il culo pazzesco di nascere in Italia. Pensateci un attimo. L'Italia è sta robetta qua. Ed è l'unica penisola, facciamo Sicilia, l'unica penisola che viaggia da nord a sud su una latitudine perfetta chiusa dentro un mare buono. Non c'è nessun'altra situazione geografica al mondo, niente da fare. Ed è il motivo per cui è il paese più biodiverso al mondo. È il motivo per cui c'è stato l'impero romano.
Perché mentre 15.000 anni fa, allora sì che conveniva nascere ad Aleppo. Se io fossi nato 15.000 anni fa, avrei voluto nascere ai confini fra l'Iran e la Siria, fra il Tigri e l'Eufrate, per la mezzaluna fertile, dove è nata l'agricoltura. I più ricchi del mondo, quelli che stavano meglio, stavano là. Se fossi nato 1,5 milioni di anni fa, avrei voluto nascere nell'Africa centro-orientale, nel Great Reef, Etiopia, Kenya, perché lì hanno inventato il fuoco, nel Pleistocene, degli uomini scimmia. Potete capire che chi deteneva il fuoco, no, non ve l'ho raccontata la storia del fuoco, adesso ve la racconto, chi deteneva il fuoco era molto più ricco e potente di chi non lo deteneva. Io la storia la so, perché raccontarmela è stata Dorothy, questa ragazzina di 14 anni che è vissuta nel Pleistocene, quindi 1,5 milioni di anni fa, lì. Perché suo padre, Philip, è quello che ha inventato il fuoco. E come l'ha inventato? È andato a prenderlo sul vulcano, è andato a prenderlo dove c'era. Aveva notato che il vulcano, quando la lava scendeva, pum, si incendiava un albero e gli animali feroci, i tigri e i leoni scappavano. E qual era il problema più importante di quel momento storico? Il problema importante è che si erano appena fatti le prime case, le caverne, e di notte tigri e leoni venivano e li mangiavano. E lui fa un ragionamento e dice: ma se questi scappano quando vedono il fuoco, se riesco a prendere sta roba e me la porto alla caverna, non vengono più. Aveva notato il principio di trasmissione del fuoco da un albero all'altro. Ho detto: oh cavolo. Allora ho preso un ramo e ho cominciato a fare esperimenti. Ho preso un ramo e si è incendiato, quindi gli sembrava di avere un vulcano sulla testa. Parte di corsa, quando la caverna dopo 500 metri si spegne. Porca miseria. Allora ricomincia, finché alla fine 619 rami, fatto il culo così, imparando un sacco di robe, che c'è il legno che brucia di più, il legno che brucia di meno, il rapporto col vento, troppo vento lo fa spegnere, poco vento lo ingrandisce, e porta questo fuoco alla caverna. Quando porta questo fuoco lì, fa il primo focolare, arriva sua moglie, Lucy, la mamma di Dorothy, Lucy che poi l'abbiamo trovata, sapete che abbiamo trovato Lucy, che gli fa un culo così. Il classico rapporto tra l'innovatore, Philip, e il conservatore, Lucy, dice: ma tu sei un pazzo, tu ti stai distruggendo gli equilibri della terra, ma un vulcano in casa. E poi non vedi che casino hai combinato? Ci bruciamo i piedi, bruciamo le foreste. Fate le metafore rispetto alla cosiddetta economia digitale, perché all'inizio le grandi invenzioni non riusciamo a domarle. Questo è il problema fondamentale di noi umani. Inventiamo una cosa grande, non abbiamo ancora capito bene come funziona, ma ci incasiniamo e dobbiamo aspettare di riuscire a domarla. E come oggi l'intelligenza artificiale abbinata a internet, l'economia digitale distrugge i posti di lavoro nel pubblico, nel privato lo utilizziamo a mandarci affa un con l'altro, il ruttodromo. Ce lo usiamo male, non abbiamo ancora imparato a domarla. Così fu per il fuoco. Meno male che Philip tenne duro. Tenne duro, e cosa scoprì? Scoprì un sacco di altre applicazioni. Scoprì che il fuoco in casa faceva da riscaldamento centrale. Lui l'aveva preso per scacciare gli animali feroci. In realtà poi scoprì che faceva da riscaldamento centrale. Scoprì che il fumo allontanava le mosche e le zanzare, che erano un problemone allora. E poi un giorno gli scappa un pezzo di carne su sto fuoco, gli cade, porca miseria, gli spiaceva, ci mette un po', perché sapeva che avrebbe fatto la fine del legno, sarebbe bruciato, quindi ci mette un po', alla fine riesce a tirarlo fuori, ed è lì che ha convinto Lucy. Perché Lucy, la mamma, passava mezza giornata a masticare la carne per darle ai bambini, perché non ce la facevano i bambini con la carne cruda, con i nervi. Quindi le donne passavano metà giornata a masticare per gli dare. Tira fuori questa carne e poi gli piace buttarla via, bruciacchiata. Provano a assaggiarla, porca miseria. Non c'era più bisogno di masticarla. E la mamma a quel punto viva al fuoco. Ma poi cosa scopre? La grande scoperta. Che stando intorno al fuoco la sera, perché c'era la luce, faceva anche da illuminazione, stando intorno al fuoco, questi uomini scimmie hanno cominciato a parlare, a scambiarsi delle idee, a innovare. È nata la creatività di gruppo, è nata l'innovazione, è nata la civiltà. Il fuoco cambiò completamente
le sorti degli umani, che diventarono gli animali più potenti, non lo erano prima del fuoco. E forti di questo incominciarono a salire, soprattutto verso nord. Uguale, preciso, identico. Intelligenza artificiale, abbinate, è il fuoco. Per adesso abbiamo imparato qualcosina. Abbiamo imparato a scacciare gli animali feroci a caverna, ma adesso dobbiamo imparare tutte le prossime applicazioni che saranno straordinarie. Io penso che l'economia digitale ci porterà in un nuovo paradiso terrestre e darà la possibilità agli umani, che ormai siamo diventati 7 miliardi e mezzo, saremo 10 miliardi nel 2050, c'è chi dice 10, chi dice 12, ne sentiamo di ogni, a vivere meglio su questo pianeta. Poi ne parleremo. Ebbene, dall'Africa 1,5 milioni di anni fa parte il fuoco, poi salgono 15.000 anni fa nella mezzaluna fertile, lì proprio ad Aleppo, nasce l'agricoltura, altra grande invenzione, non straordinaria come il fuoco, però grande invenzione. L'agricoltura nasce dal fatto che questa famiglia, il padre di questa famiglia, ma si è rotto le palle di fare nomade, di continuare sempre a salire verso il nord alla ricerca di un ambiente un po' più fresco, perché si esaurivano i cereali selvatici, la frutta selvatica, c'era anche sempre meno selvaggina. E dice, ma fermiamoci un attimo, se proviamo a prendere sto seme e a piantarlo per terra, poi lo bagniamo, vediamo cosa succede. Nasce l'agricoltura. L'agricoltura nasce qua, in questa mezzaluna fertile. Qui c'è l'Africa, per capirci. E poi continua a salire, sale. Ed entra 8.000 anni fa in Italia. Scommetto che il sindaco che lo fa nessun problema, i politici arrivano sempre dopo e vanno via prima. Lei non andrà via prima, no? Bene, perfetto. Poi a cena le faccio un bignami e la porto a Pari. 8.000 anni fa in Italia cosa succede? Esplode. L'agricoltura esplode, partono tutte le varietà. Perché questo paese, unico al mondo in una posizione climatica di questo tipo, chiuso dentro un mare buono, gode del fatto che i venti buoni dei nostri mari, che non ci mancano mai, si incontrano, fanno meeting con i venti buoni delle nostre colline, delle nostre montagne e creano un microclima unico al mondo. Unico. Numeri. 7.800 specie di vegetali mangiabili. Pensate che in tutto lo UK ce n'è 2.000. Primi in Europa. 58.000 specie animali. È la biodiversità. È la meraviglia del vento. The answer, my friend, is blowing the wind. Zimmerman, secondo me ha scritto dell'Italia più che della guerra. Germania, 23.000, per darvi molto più grande di noi. Pensate che in Italia ci sono 1.200 vitigni autoctoni, record mondiale. Secondo peso al mondo la Francia ne ha 222. In Italia ci sono 538 cultivar di olive, numero 1 al mondo. Cultivar autoctone, secondo peso al mondo la Spagna ne ha 70. Il gap è mostruoso. In tutta Europa c'è 1.200 tipi di mele, 1.000 in Italia, 200 nel resto d'Europa. Questa è la storia. Questa è la nostra potenza stratosferica, di cui non abbiamo nessun merito, puro culo. Che l'Italia è posizionata lì, puro culo per noi essere nati qui. E poi c'è il culo dei culi, essere nati in Piemonte e in Emilia Romagna, che sono le due regioni più biodiverse all'interno della biodiversità. Sapete cosa facciamo noi piemontesi per mantenere il nostro primato? Facciamo l'Emilia e la Romagna separate. Perché se vanno insieme è veramente un cavolo di mare per tutti. Per esempio il numero di prodotti di OP, siete oltre ogni... è stata un'esagerazione, ve l'hanno fillati troppi. Bene, andiamo avanti parlando del locale. C'è un altro numero che dice che siamo... Questi sono, io do i numeri,
Poi mi piace moltissimo la poesia, perché sono stato 3 anni con Torino Guerra, quindi potete immaginare che capa mi ha fatto solo poesia. Però adoro anche la matematica. Mettendo insieme poesia e matematica è una bellezza. Sapete il primo che l'ha fatto dei tempi recenti? Piero della Francesca, il battesimo di Cristo, diamogli una data, 1440. Disegna inventa la prospettiva, mettendo a frutto i suoi studi matematici e mettendolo insieme alla poesia. Ci riesce a disegnare per la prima volta un quadro che ha profondità, di cui vedere per noi equivale al vedere dei nostri occhi. E lo fa con la matematica, ma non fa mancare la poesia. Nel volto di Cristo, nel volto di Giovanni Battista, dei 2 giovetti lì, basso a sinistra, il paesaggio che fa a destra, matematica e poesia. Quindi a me i numeri mi fanno impazzire, non c'è niente di meglio di un numero per dare l'esatta indicazione delle cose, dello stato delle cose. Pensate, noi abbiamo 37 Itali, 6.000 collaboratori, di cui 1.250 cuochi, quindi quando io vado in un Italy del mondo cosa fanno? Primo cuoco che arriva, track, mi finca un piatto sotto il naso da mangiare, è fantastico vedere un cuoco che ti dà un piatto e poi quello lì che ti guarda, no? E io cosa faccio? Devo commentarlo. Allora ormai ho imparato, dico per esempio 7. Con 7 non ho più bisogno di dire buono, bravo, un bel piatto, facciamo una figura, forse si può fare meglio. 7. Se dico 6 meno, perché sanno che non do mai sotto il 6, perché mi piace, vuol dire che mi fa cagare quel piatto. E non sto a dire sbagliato, mi metto, vuol dire 6 meno. Qualche volta dico 10. Cosa vuol dire quando dico 10? Fantastico, perfetto. Ma vi giuro che qualche volta dico 11. Cosa vuol dire quando dico 11? Che quel piatto mi ha dato un'emozione. È poesia. È un modo poetico per usare i numeri. 11. Andiamo avanti con i numeri. Questi numeri ci dicono che siamo il paese più biodiverso al mondo. Poi c'è un altro numero, per esempio, che dice che siamo il paese più bello al mondo. 51. 51 è il numero dei patrimoni dell'UNESCO, dell'umanità che abbiamo noi. Primi al mondo. Il secondo è la Cina, ne ha 50. I francesi ne hanno solo 41. Io godo quando vedo il numero migliore dei francesi. È una roba che mi dà proprio libidine. Tutto questo avviene nello 0,20% della superficie delle terre emerse. Guardate il puntino. Puntino! L'Italia è lo 0,20% delle terre emerse. Del pianeta lo 0,005. Siamo lo 0,83% degli abitanti del mondo. Vuol dire che fuori c'è 99,17 che ci guarda. E che guarda sta meraviglia. Perché noi lo sappiamo un po' meno, ma gli altri lo sanno. Siamo fighi così. Non per merito nostro. 51 è il numero dei patrimoni. C'è anche un altro numero che lo dice che siamo il paese più bello del mondo. Intanto ho dimenticato di dirvi perché. Pensateci un attimo, perché abbiamo i più bei paesaggi del mondo? Facile. Chi sono i designer dei paesaggi? I contadini. E i contadini sono figli della biodiversità. Sono i contadini che hanno deciso che la Langa, 50° patrimonio, è vigna, nocciola, tiglio. È il contadino che ha deciso che la Toscana, che Montalcino sia vigna, grano, cipresso, ulivo. È il contadino che ha deciso che ad Amalfi, altro patrimonio dell'umanità, ci siano i gradoni per i limoni. Il limone sfusato di Amalfi, che presidio del frutto. I contadini sono stati i nostri designer, essendo i più biodiversi al mondo, perché seminano la più grande biodiversità del mondo, sono biodiversi e sono i migliori architetti. C'è un altro numero che dice che siamo per il più del mondo. 70. Se gli aggiungiamo 1%, è la percentuale che possediamo del patrimonio artistico del mondo, dello 0,20%. Perché abbiamo il 70% del patrimonio artistico dell'umanità? È una roba che deriva dalla biodiversità. Tutto deriva da questa roba qua, Perché poi i romani sono diventati il popolo più potente al mondo, perché era meglio nutrito, quindi più forte. Quello che gli mancava un po' era l'arte, la bellezza, il senso della democrazia, teatro, e allora sono andati a prenderselo qua in Grecia. Atene capta Roma Cepi, 146 a.C., non lì vincono la battaglia di Corinto, in realtà chi ha vinto la Grecia, perché
ha pervaso completamente la mentalità romana di tutto quello che gli mancava. Da un lato c'è solo forza e è arrivata la bellezza. Abbiamo il 70% del patrimonio artistico perché soltanto 18 generazioni fa, ieri 18, è nato il Rinascimento e ci ha lasciato tutto sto ben di Dio. Qualcosa abbiamo ancora di 2000 anni fa dell'impero romano, del Medioevo abbiamo poco, perché in quel momento era un po' così, dell'alto Medioevo rimane qualcosa. E il Rinascimento è una figata spaziale, perché nel Rinascimento si inventa la fiducia. Si usciva dal Medioevo. Adesso vi dico 3 caratteristiche del Medioevo. Non fate nessun riferimento ai giorni nostri. Clima di disonestà collettiva universale, ognuno che pensa che gli altri sono disonesti, che gli altri rubano. Delle volte quando ho delle conferenze con tanta gente, l'altro giorno ho fatto al Teatro Massimo proprio insieme a Francesco Piccoli, che sono molto amico, lui e Massimo. Allora 1300 persone, a un certo punto dico, allora per cortesia è un esperimento, voi non fatelo, non fatelo. Vi dico alzate la mano, voi non fatelo. È un esperimento. Alzi la mano chi tra di voi pensa di essere disonesto. Anche se c'è uno che la alza, c'è una la signora laggiù, ma non è vero, è una battuta. Nessuno alza la mano. Poi vado avanti, dopo un po' parlo di altre robe che si dimentichino un po', poi dopo un'oretta dico, sentite, per piacere, alzi la mano chi tra di voi pensa che ci siano molti disonesti in giro, 70%. È una roba che dipende dalla latitudine, al sud 70, qui da noi al nord 50, 40, però comunque tanti. E io dico, ragazzi, allora c'è qualcosa che non va. Nessuno pensa di voi di essere disonesto, ma il 70% di voi pensa che gli altri lo siano, c'è qualcosa che non funziona. E quel clima lì, medievale, clima della caccia alle streghe. Là chi comandava? Quelli oggi che chiameremo la magistratura, chi giudicava, erano loro i padroni del Medioevo. Il senso del mistero, tutto complicato, tutto difficile, nessuna voglia di cercare soluzioni, tutti che si lamentavano, questo era il Medioevo. E poi è arrivato il Rinascimento, questa meraviglia. E in questa meraviglia si inventa la fiducia, poi ne parleremo, ma soprattutto si fa in maniera che oggi noi deteniamo il 70% del patrimonio artistico della terra. Oggi prima di venire qua, sono arrivato un quarto d'ora prima, sono andato sul Portocanale, perché? Perché è da 2 anni che studio Leonardo da Vinci in tutti, in particolare, quindi cercavo perché ho scritto un libro che uscirà il 18 maggio, si intitolerà Ricordiamoci il futuro, che sono 7 storie più riassunto. Mi sono dato le balle di fare saggi e quindi sono 7 piccoli romanzi brevi, che però è un saggio. E l'ultimo è dedicato a questo fenomeno di Leonardo. Allora ero lì, cercavo di immaginarlo lì sul Portocanale, che disegnava, con il Borgia che gli rompeva le balle, il Duca Valentino. Poi cercavo di capire, perché sapete c'è un sacco di polemiche, no? Giustamente voi dite, sì, ha fatto, ha restaurato, poi c'è gente che dice, non ha fatto un trucco, che è venuto qui, ha fatto 2 disegnini. In realtà è stato 10 mesi qua. Ma cosa ha fatto? Ma soprattutto ha portato, lui arrivava da Milano, quindi arrivava da Codice Atlantico, ha portato tutti gli studi sull'acqua qua, e voi ne avete beneficiato. Ma perché sto studiando Leonardo da Vinci? Per svariate cose, perché secondo me lui era il simbolo del Rinascimento, eccelleva in ogni cosa che faceva. Odiava i misteri, era un laico straordinario, cercava sempre soluzioni, un bel carattere, al contrario dell'altro, 20 anni più giovane di lui, di Michelangelo, che era un caratteraccio. Michelangelo disegnava solo corpi nudi per guardarseli, sapete, nessuno di noi decide l'orientamento sessuale, ma in quel periodo di combinazione erano tanti gli omosessuali che facevano una grande carriera, ed entrambi lo erano, sia Leonardo che, ma molto diverso. Leonardo disegnava le donne, tant'è che nell'ultima cena Giovanni lo disegna femmina, ma non perché
sì, volesse disegnare la Maddalena, amante di Gesù, tutto il male, disegna la faccia dell'amore, perché Giovanni tra i 4 evangelisti è quello che amava di più Gesù ed è quello che narra con maggior amore le gesta di Gesù, e quindi lo disegna come faccia. Il motivo principale per cui sono stato tanto contento di venire a Cesenatico è che sono stato un po' lì, ho cercato di immaginarmelo, perché 6 anni prima, nel 1494, lui era 8 anni prima, era a Milano e Ludovico il Moro gli ha commissionato l'Ultima Cena. E l'Ultima Cena è una roba spaziale, è veramente la più grande opera dell'umanità. Perché cosa ha fatto quel geniaccio? Era molto di moda disegnare Ultime Cene in quel momento storico, tutti. Ma tutti gli altri che avevano già fatto l'Ultima Cena fotografavano il momento in cui Gesù diceva spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli, disse, fotografava il momento della comunione del pane. E lui per primo, in assoluto, ha fotografato il momento in cui Gesù dice qualcuno tra voi mi tradirà. E lì parte un film. Se guardate l'Ultima Cena ne vedete di ogni. Vedete Pietro col pugnale dietro perché era il più iracondo tra tutti, Giuda che quei 30 denari, che Giovanni femmina che lo guarda così avanti, no? Però quell'opera ha un problema che degrada, è 500 anni che degrada, perché questa testa di rapa di Leonardo si rifiutava di fare affreschi, perché aveva un modo di dipingere molto più lento, molto meglio, più grande pittore che c'era, però era lento. Analisi, visione, e quindi non ce la faceva stare nell'affresco, perché sapete l'affresco richiede una velocità pazzesca, perché prima che il muro asciughi tu devi disegnare e mettere i colori. E allora l'ha dipinto come dipingere su una tavola, con olio, un po' di grassi, addirittura in un refettorio, quindi un sacco di umidità, Santa Maria delle Grazie, e disegna questa meraviglia, sapendo che si sarebbe degradato. Ho subito in questi 5 anni centinaia di restauri, di cui 15 enormi, l'ultimo della Penin, bellissimo, però ha un problema, continua a degradare, e infatti non può essere vista da più di 1320 persone al giorno, numero chiuso, che tolti venerdì fa 400.000 per anno, con 2 milioni circa che tentano di farlo. Provate, domani mattina andate sul sito per vedere l'Ultima Cena a Santa Maria delle Grazie, vi danno appuntamento giugno, luglio, settembre. E quindi cosa ho pensato di fare? Abbiamo insieme alla Politecnica di Milano, al Politecnico di Torino, un'altra università americana e il Ministero, organizzato il più grande restauro ambientale della storia per riuscire a rendere eterna quell'opera. Sostanzialmente facciamo una roba che ci costa un sacco di soldi e praticamente triplichiamo il flusso di aria pulita che mettiamo ogni giorno, da 3.500 metri cubi a 10.000 metri cubi, si crea un cuscinetto sopra dove otteniamo 2 risultati fantastici. Primo, altri 5 secoli di vita a quest'opera, assicurati. Secondo, il doppio delle persone che possono vederlo. Italy è l'unico sponsor privato, un'operazione mondiale che ci costa un sacco di soldi, l'unico sponsor privato, voi lo sapete in anteprima, il 19 aprile facciamo una grande conferenza stampa mondiale dove lanciamo questa operazione che si intitolerà Una cena così non la puoi perdere. Perché nel senso che non la puoi perdere come umanità, perché è un patrimonio e non la puoi perdere neanche tu, non fare più. Chi di voi alzi la mano, verità, che è già andato a vedere l'Ultima Cena a Milano? Che non importa quando. È stato impossibile. Ok, 7%, 6%, siamo, quindi vi prego, dopo il 19 che il doppio di persone potrà andare, mi raccomando, prenotatevi, andatela a vedere. Io non ci chiedo niente, pagate i soliti 10 euro più 2 di tasse, 12 euro, ma non perdetevi sta roba. È di un'emozione pazzesca, e prima di andare leggetevi qualcosa, visto che la maggioranza di voi siete di Cesenatico e quindi dovete qualcosa col Cristo di Leonardo, anzi forse dovreste perfino usarlo un po' di più, secondo me, ve l'ho detto apposta, è stato 10 mesi ormai, Io ho detto di dirlo. Gli piaceva, ma sì, ma io ho copiato, allora io tutta la vita che copio, poi vedete il tema. Allora, quarto punto. Quindi avete capito perché bisogna pensare locale, agire globale. Bisogna conoscere da Dio il nostro territorio, la nostra regione, il nostro comune. Nello stesso tempo leggere
di politica internazionale, sapere del mondo, e poi pensando locale accogliere i cittadini del mondo che non vedono l'ora di venire da noi e non vedono l'ora di sentirci parlare delle nostre robe. Ma dobbiamo conoscere, quindi pensare locale per agire globale. E quindi è chiaro che al 4 punto, gli altri sono più veloci, 4 punto è saper narrare. Narrare. Voi sapete che la realtà è fatta da due robe. La realtà è fatta dai fatti e dallo storytelling, dalla loro narrazione. Un fatto non raccontato è come se non esistesse. Non c'è. Come non va neanche bene un fatto brutto raccontato bene. Come non va bene un fatto bello raccontato male. Fatto e narrazione devono essere in coerenza, ma dobbiamo saper narrare. E questo è un grandissimo deficit del nostro paese. Siamo tra i più bravi al mondo a fare, più grandi manifattori del mondo e pessimi narratori. Provate a farvi un giro in Francia. Un giretto sulle strade francesi, vedete un castelletto da 4 soldi, vi cuccate 8 cartelli marroni, le Chateau d'If e le cose, le esibition, che noi ci senti una merda se non esci da lì, da questo svincolo per vedere questo castello. Ce n'è uno, per spiegarvi l'Italia, io quando da Alba vado a Torino, penso certe mattine, c'è una roba che si chiama Italia 61, a discesa, e c'è il castello di Moncalieri, che è di una bellezza enorme, di Savoia, potente, enorme, dentro, mostre straordinarie. E io mi immagino se fosse in Francia, le Chateau de Moncalieri, 22 cartelli marroni con scritto tutto quello che c'è. Noi abbiamo un unico cartello verde immenso con scritto controllo elettronico della velocità, che lo nasconde anche tutto. Perché? Non è vero che siamo pessimi narratori in tutto, abbiamo 2 eccellenze, siamo i migliori al mondo a narrare i divieti. Nessuno è bravo come noi a narrare i divieti. Abbiamo più cartelli, controllo elettronico della velocità noi in Italia che il resto del mondo. Infatti ho detto a Franceschini, tu metà di quelli li copri marroni con la vallata, il castello, quello che c'è, non hai neanche la spesa della struttura. Ne abbiamo una roba. Guardate il resto del mondo, non ci sono. E l'altra cosa nella quale eccelliamo è a narrare le lamentele. Siamo bravissimi a lamentarci, campioni del mondo, con alcuni veramente da medaglia d'oro alle Olimpiadi. Li sentiamo in televisione, bravissimi, tutti disonesti, tutti ladri, tutto che fa schifo, tutto che... È incredibile la loro capacità, con delle argomentazioni straordinarie. E poi proprio nel nostro paese, chi si lamenta meglio becca più applausi. Perché se tu racconti soluzioni, la gente non ci voglia. Già pensare, soluzioni. È molto meglio parlare del passato, di quello che non funzionava, le colpe. I quotidiani che fanno il titolo più lamentoso sono quelli più ripresi nei social media. E quindi fanno a gara chi scrive la fettezia più grande. Perché se scrive una roba di soluzioni, non viene ripreso nei media. Ecco. A noi manca questa capacità di narrare le bellezze che abbiamo. L'altro giorno ero con un taxista a Roma, da Vittorio Veneto mi ha portato da Italia, quindi siamo stati davanti al Colosseo, ai Fori Imperiali, e lui per tutto il tempo a dirmi: Roma è una città de merda, guarda le buche, qui siamo un casino, è la colpa di quello là, e poi adesso ce l'hanno con la Raggi, prima l'ha votata, adesso la odiano. 6 mesi avrebbe dovuto risolvere tutti i problemi del mondo. E lui si è lamentato per tutto il viaggio, e io gli ho detto: ma scusa, ma perché non mi hai parlato del Colosseo? Perché non mi hai parlato dei Fori Imperiali? Sapete perché non ne parla? Perché non lo sa. Alla fine gli ho chiesto: ma perché l'Aurelia si chiama Aurelia? Perché l'Appia si chiama Appia? E lui mi dice: che cazzo ne so io? Io devo guidare. Ecco il problema. Perché per narrare devi aver studiato.
volete parlare della Romagna? Dovete studiarvela, perché magari scoprirete che vi sembrava di sapere tutto, c'è un sacco di robe che non sapete della vostra terra, e scoprirete un sacco di cose che mentre porti un piatto ad un tedesco, o uno svizzero tedesco, un austriaco, o un altro che amano sentire le nostre storie, le nostre narrazioni, e gli fai un piccolo racconto, questi vanno fuori di testa, tornano, lo raccontano. A forza di taxisti che narrano Roma in quella maniera, Roma, vi do un numero, fa 7,8 milioni di turisti stranieri, Dubai ne fa 15. Ma siete mai stati a Dubai? È sabbia e capannoni. Qual è la differenza? Nelle persone. La differenza è che nel 1983 a Dubai si sono accorti di non avere più petrolio sotto il sederino. Pensate per un arabo, l'unico paese arabo al mondo senza petrolio. C'è da andare fuori di Melone. Ha respirato forte, ha respirato molto forte, si sono messi intorno a un tavolo e a un certo punto uno ha detto: connecting minds, creating the future. Il futuro lo possiamo creare se mettiamo insieme le nostre teste, insieme la creatività di gruppo, insieme. Pensate a quei 3 bagnini di Rimini, io dico sempre di Rimini, voi direte no, era di Cesenatico, che a metà del secolo scorso si sono guardati tutti e 3 insieme e hanno detto: cazzo, si sembra un mare, però rispetto a certi altri mari, abbastanza di merda il nostro mare. Erano stati in Sicilia, avevano visto un po' di robe, che facciamo qua? E si sono messi a scambiarsi idee su come fare. A un certo punto uno ha detto: e se vendessimo l'ombra? Pensate, e se vendessimo l'ombra? Ed è partita la più grande industria balneare d'Europa su un'idea nata in gruppo. Vedi che è nata il Cesenatico? Ma chi se ne frega? Voi dite che è nata il Cesenatico, non sbagliate molto, in Romagna è nata. Io dico sempre, sul prossimo tema, che è copiare. Dico sempre che io tutta la vita che copio e mi trovo da Dio. Io trovo che copiare è uno dei gesti più furbi, onesti e poetici allo stesso tempo. Perché copiare implica il fatto di ascoltare, implica il fatto di essere umili, implica il fatto di pensare che esistono altre persone che hanno più talento di te, implica preferire i dubbi alle certezze, implica avere le caratteristiche dei giovani, dei bambini, implica non essere invecchiati, rimbambiti. Copiare è fantastico, perché è un modo strepitoso per accelerare i processi. Se copi da quello bravo, e poi se non imiti, copiare, non imitare, prendere quei valori giusti che tu ritieni fantastici, adattarli alla tua sensibilità e al tuo progetto. Infatti io dico sempre in Sicilia, quando si lamentano che a fronte di tanta bellezza riescono ad avere 5,4 milioni di turisti stranieri e le Canarie ne fanno 52. E gli dico: ragazzi, non andate alle Canarie, fate prima, salite, non perdetelo. Salite al nord, andate in Romagna e copiate i romagnoli. Copiate. Poi gli aggiungo, copiate tutto, anche che si svegliano alle 6:30 del mattino, questi siciliani la prendono così. Bisogna copiare tutto. Bisogna copiare l'anima, bisogna copiare il cuore, bisogna copiare che modi di fare. E aggiungo, visto che voi non ci siete, non sentite, quelli là col mare più brutto d'Europa, hanno più clienti di tutti. Scusate, ma mi serve per alzare il livello della vostra bravura. Se dovessi indicare a voi che siete la patria dell'industria balneare, dell'accoglienza italiana, siete più bravi, voi siete un po' più bravi in Italia. Noi laghetti ce la caviamo su un altro settore. E che comunque credo risentiate come tutti nel nord del mondo. Oggi è più difficile, per quella roba che dicevo prima. Ricordate la spirale, Da chi copiare vi suggerirei di andare a Dubai, andare a vedere questi cristi di arabi cosa hanno combinato con della sabbia e dei capannoni, e andare a vedere lo spirito di accoglienza, il loro modo di lavorare
il fatto di far sentire le persone così bene in un posto così desertico. Io copio e cerco di copiare. Se pensateci un attimo, quelli che hanno fatto l'automobile, inventano l'automobile, da chi hanno copiato? Dal cavallo, no? Guarda che tutte le invenzioni sono frutto di una copiatura. E quando è arrivata la prima automobili, i neofiti, i conservatori, giù a dire, ma voi siete pazzi, non funzionerà mai. Il cavallo è imbattibile il cavallo, pensateci un attimo. I cavalli allora costavano poco, le prime automobili costavano l'ira di Dio, consumavano poco, un po' di biada. Le prime automobili, giù, barili di benzina per farlo andare, non si rompevano di rado i cavalli. Allora un viaggio in macchina Cesena-Cesenatico ti fermavi 4 volte, a cambiare 2 gomme, ad alzare il cofano 3 volte. I cavalli non inquinavano, non solo non inquinavano, i loro residui diventavano concime organico. Le prime automobili delle robe nere da far paura. E poi i cavalli avevano altre 2 caratteristiche fantastiche. Prima di morire ti facevano un cavallino a gratis. Col cavolo che la macchina ti faceva macchinetta. E poi se eri stanco, non ce la facevi più e ti addormentavi, lui ti portava a casa. Pensate un attimo come devono essere le automobili del futuro? Devono costare poco, come il cavallo. Devono consumare poco, come il cavallo. Non devono inquinare, come il cavallo. Devono rompersi pochissimo, come il cavallo. Fatti di materiali riciclati che poi li butti là e ritornano qualcosa d'altro, e se ti addormenti ti portano a casa. Ci sono già adesso. Pensate che copiatura straordinaria, non è un'imitazione. Hanno copiato i valori di base del cavallo e poi gli hanno tolto i difetti. Quali erano i limiti del cavallo? Potevi viaggiare uno per volta, stancava da morire. Parlarsi tra cavalieri era un casino, un rumore. Hanno risolto il problema, hanno copiato adattando, no? In questo senso io indico che copiare è importante. Beh, la sesta mossa è molto semplice. Questa frase è fantastica. Winston Churchill ne ha dette di ogni, ma la più bella che ha detto è molto breve. Veramente Never l'ha detto 3 volte. Never, never, never give up. In piemontese è mai mulè. Come si dice in romagnolo mai mollare? Timbotta. Come? Timbotta. Porca miseria, lo devi imparare Giuseppe. Poi scrivimi un messaggino con questo timbo. Ma vale per tutta la Romagna? Sì, sì. Che figata. A me piacciono questi detti. L'ultimo Inter che ho aperto a Trieste, sono stato una settimana a Trieste per cercare di capire i triestini e ho capito che la frase più detta dai triestini è non si può. Non si può. Loro sono così. Chiedi qualsiasi cosa, non si può, dall'amministrazione in giù. E allora sono tornato dentro Italy, ho fatto un cartello enorme con scritto Sepol. E poi la tradizione del weekend di Obama, no? Sepol. E l'hanno apprezzato da morire questa storia del Sepol. Sepol. Mai mulè. Tu alla fine sei bravissimo a gestire in perfezione. Hai il senso delle priorità. Sei capace di semplificare. Sei il numero 1 nel pensare locale, studiare qual è il tuo territorio e poi di raccontarlo al mondo. Sai narrare. Sei bravo a copiare dei più bravi, ma poi se molli bisogna poi lavorare. Bisogna farsi il mazzo, ma questa non è una roba che devo insegnare ai romagnoli. Un'altra caratteristica che ho notato in voi, siete i numeri 1 nel divertimento, anche tutta la notte a far casino, ma al mattino vi svegliate e andate a lavorare e vi fate il culo. Bestiale, eh? Devo andare a vedere, probabilmente siete il popolo meno longevo d'Italia. No, devo vedere nelle robe regionali. No, perché avete il vantaggio, secondo me siete quelli che dormite di meno. Perché d'estate non so quante ore, c'è qualche albergatore qua, ristoratore? Non dormite tanto d'estate, poi andate in letargo d'inverno. Settima mossa,
Vi ho già spiegato tanto prima, restate giovani, restiamo giovani. Guardate, questa roba che è così banale, restare giovani, è fondamentale, soprattutto in Europa, soprattutto in Italia, dove ormai i giovani non fanno più figli perché non hanno fiducia. Noi vecchi viviamo 180 anni al momento, la vita si è allungata da matti, l'età media nostra è tra le più alte del mondo. Allora se non restiamo giovani noi anzianotti siamo fottuti, gli altri non ce ne più. Restare giovani, vi ho detto prima, è molto semplice. Meno io, più noi. Ricordatevi, la prima volta che nella vostra vita vi viene da dire ai miei tempi, chiudetevi in bagno, respirate forte e ricordatevi che avete detto una cazzata enorme. È l'unica maniera di restare giovani. E secondo me fare quelle robe lì. Continuare a copiare, continuare a mantenere curiosità, continuare a dire noi e non io, smettere di dire i miei tempi, imparare da chi è più giovane di noi. Restare giovani è fondamentale. Andiamo alle ultime. Ottavo. Questa è un po' lunga in italiano. Allora ve la scrivo in inglese, ma poi però ve la dico in italiano. From duty to beauty. Non so neanche scrivere in italiano, figurati. Dal dovere al piacere. Dobbiamo cercare di spostare il valore del rispetto dal senso del dovere al senso del piacere. Questo è il segreto per incominciare a comportarci meglio e per fare in maniera che gli altri si comportino meglio. Non faccio la differenziata perché è un dovere, ne ha due pagine del dovere. Faccio la differenziata perché sono un figo della Madonna, poi lo racconto in giro e cucco di più. Il sogno della mia vita è Scenetta, estate, Cesenatico, qui in piazza. C'è una champagneria qua vicino, che è di un mio amico. Lì davanti bevono aperitivo. Bevono l'aperitivo, ragazzine e ragazzini, c'è la classica ragazzina carina e il classico ragazzino che la tacchina, no? Va là e dice, cerca di tacchinarla. E lei gli dice, no guarda, non esco con te stasera, non sei figo, perché ci doppia fila. Vado con quello là che è un figo della Madonna, ha parcheggiato nelle righe e ha anche pagato il ticket. Pensate a quel ragazzino, non parcheggerà mai più in doppia fila, perché se no non cucca più. Dobbiamo far diventare figo comportarci bene. È l'unico modo per fare un grande cambiamento del senso civico del nostro paese. Guardate che quello che dico, che a volte può sembrare assurdo, è semplice. Negli Stati Uniti, uno che non paga le tasse non racconta mica tanto in giro. Quelle donne non vanno con uno che non paga le tasse. In Svezia, uno che non fa la coda, non gli urlano dietro, lo guarda e dicono, ma questo qui è matto. Che sfigato. Uno che non fa la coda. In Giappone, uno che ruba nel supermercato non lo portano in carcere, lo portano direttamente al manicomio. Che strano, uno che ruba agli altri. Secondo me ce la possiamo fare. Io trovo già dei segnali forti in questo senso, ma dobbiamo accelerare. E perché lo dico noi imprenditori, mercanti, commercianti, ristoratori, imprenditori? Lo dico perché noi siamo al centro di quella spirale di prima. Quella spirale, posto di lavoro, salario, consumo. Se non ci siamo noi, con l'idea creativa e l'investimento, non parte lavoro. Siamo noi il centro. Non sono mica i politici. Stiamo dando troppa importanza alla politica. È anche una maniera pigra. Disestimiamo i politici, ma poi pretendiamo che siano loro a fare tutto. Ci incazziamo se non lo fanno. Se tanto lo disestimi, cosa pretendi? Non sto parlando dei 7.998 eroi italiani che sono i sindaci, sto parlando di quegli altri, che poi loro sono in trincea tutto il giorno. C'è una lampadina e nella via, bellissimo. I sindaci sono meravigliosi. Dobbiamo cercare di spostare il comportarci bene dal senso del dovere al senso del piacere. Questo credo che sia una mossa molto destrante.
Siamo agli ultimi due, che li liquido in pochi minuti. 9. Ci sta ancora qua. Saper cambiare. Cambiare. È molto distrattivo. Saper cambiare. Per imparare a cambiare è facile, anche lì io ho trovato la soluzione. Incominciamo a cambiare le nostre abitudini private. Domani mattina, al bar dove andate a prendere il caffè, invece di chiedere il solito caffè lungo, macchiato, latte caldo e tazza fredda, un po' in italiano, chiedetegli uno completamente diverso. Vedete il barista che vi guarda? Credo che la frase peggiore, io dico sempre ai miei ragazzi nei nostri ristoranti: se qualcuno vi chiede il solito, mandatelo via. Non c'è niente che... Dopo la frase ai miei tempi, l'altra peggiore è il solito. Perché anche in questo siamo il paese più ripetitivo. È una sorta di pigrizia, di mancanza di curiosità. Se riusciamo a cambiare le nostre abitudini giornaliere, saremo molto più bravi a cambiare nella nostra azienda. Vi disegno la curva della mia, vostra azienda? Purtroppo è così. Tutto ciò che fanno gli umani, essendo imperfetti, tende ad essere una curva, che è la curva della vita. Non c'è verso. È così. Bisogna lavorarci su questa curva. Ci sono 3 punti molto interessanti su questa curva. C'è il punto B. Immaginate come la vita della vostra azienda. Il punto B è quello degli imprenditori manager molto in gamba, perché fanno l'analisi e hanno capito che c'è qualcosa che non va. Questo è il tempo di reazione e a lei si riparte. Bravissimi. Hanno fermato la curva tendenziale. Poi c'è il punto C. Se lo capisce il punto C, sei fatto. Questo è il tempo di reazione e sei down. Non ce la puoi fare. È molto importante capire il punto. Poi c'è un punto mitico, che è il punto A. Il punto A è, mentre tutto va bene, io mi rendo conto, guardandomi lo scenario intorno, che se non cambio qualcosa, tra un po' andrà male. Questo è il mio tempo di reazione e a lei parto. Guardate quanto guadagno rispetto al punto B. Nessun problema essere al punto B, l'importante è essere al punto C, ma se per caso azzecchi al punto A, non mi piace perché siete diventati tutti seri. Io vi guardo negli occhi, ognuno di voi pensa: in che cazzo di punto sono arrivato? E lì che guarda sta curva. Questo vale per tutto, È la curva della nostra azienda, la curva della famiglia, la curva del tuo matrimonio, la curva del tuo rapporto con i figli, la curva della tua educazione, la curva. È tutta una curva. Il problema è reagire e cambiare, è chiaro. Qual è il massimo di una vita? Il massimo di una vita è quella di tanti punti B o di tanti punti A, di tanti cambiamenti. Ma se non cambiamo, soprattutto in questo periodo storico così, avete notato che è sempre aumentata la velocità di tutto, la velocità in cui bisogna prendere decisioni, la velocità è tutto più veloce. Ed è magnifico che sia tutto più veloce. Abbiamo anche gli strumenti per decidere più rapidamente, però bisogna cambiare. E bisogna non essere abitudinari. Regola numero 1 per cambiare, dicevo, è quella di incominciare a cambiare nelle proprie abitudini personali, proprio anche nei tragetti in macchina per andare in un posto, il caffè la mattina, il vestirsi, l'avere determinato